Buonasera, ben ritrovati. Queste le voci sui profughi raccolte dal nostro Nicola Marcato in un mercato. Il mercato era quello di Treviso. Accoglienza, profughi, immigrazione, sicurezza saranno sicuramente temi portanti nella prossima campagna elettorale delle regionali. Allora continuiamo il confronto con i candidati governatore. Questa sera è la volta di Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle. Buonasera Berti. Benvenuto. Buonasera a tutti. Con me anche questa sera due rappresentanti, chiamiamoli della società civile, delle associazioni, dei sindacati, Martino Cerantola della Coldiretti, buonasera e benvenuto, e Paolo Righetti della CGIL, buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora Berti, abbiamo sentito le voci della gente, adesso vogliamo sentire la sua su questo problema dei profughi. Poi è un problema perché ci sono profughi veri, ci sono profughi che invece sono finti profughi che vengono in Italia per fare dell'altro o per cercare fortuna nella migliore delle ipotesi. Come risolvere questo problema? Ognuno pensa di avere la ricetta in mano, però alla fine il problema resiste. La verità in tasca non ce l'ha nessuno, è un problema che va affrontato non solo a livello italiano ma ovviamente a livello europeo. Noi stiamo lavorando in questa direzione, stiamo lavorando in Europa come Movimento 5 Stelle e stiamo facendo sponda ovviamente anche in altre forze, non è che il mondo si cambia da soli, ma trovando con queste, sono lotte di buon senso per riuscire a salvare ed aiutare queste persone, perché parliamo prima di tutto di persone. Noi sappiamo che siamo schiavi in questo momento di questo, si chiama Trattato di Dublino, che è stato firmato dall'allora governo Berlusconi, dove faceva parte la Lega, ed è stato poi ratificato anche dal PD, che prevede che i profughi rimangano nel primo paese d'accoglienza all'interno dell'Europa. Allora noi siamo per il superamento di questo trattato e per una redistribuzione attraverso delle quote condivise con gli altri paesi europei. Così possiamo andare di fronte a un modello di integrazione e poi soprattutto dobbiamo capire che non vanno fatte partire queste persone, perché quando metti in mare, nelle mani degli aguzzini, queste 700 persone disperati, caricati su questi gommoni, tu prima di tutto stai alimentando questo commercio, questa tratta di esseri umani e li stai mettendo a repentaglio la loro vita. Allora dobbiamo, con l'Europa, andare a intervenire in maniera importante e seria direttamente sulle coste, ed è quello che abbiamo sentito dire anche dalle persone intervistate appena adesso. Senta, in percentuale per questa situazione, soprattutto per queste vittime che ci sono state, che percentuale di responsabilità va divisa tra Europa e Italia? L'Italia fa parte dell'Europa a 27, però sicuramente siamo tra i 12 paesi fondanti, quindi se vogliamo redistribuire in questo modo restringerei ancora di più il campo. Siamo sicuramente, ricordiamoci che siamo anche il paese che esprime il maggior numero di parlamentari europei, infatti il PD, e abbiamo avuto anche il semestre europeo, bisogna essere onesti, è il partito più rappresentato all'interno del Parlamento europeo, quindi io penso che dovremmo noi fare la voce grossa, e durante il semestre europeo è stata persa un'occasione enorme, perché avevamo i numeri, avevamo la capacità decisionale per l'appunto con la presidenza del semestre europeo e non siamo riusciti a portare a casa niente, anzi abbiamo visto come le politiche del governo e del ministro Alfano abbiano portato purtroppo a questa situazione. Allora Berti, ripartiamo dalle dichiarazioni di questo Don Giovanni Martinelli, vescovo in Libia. La cattiva politica usa i morti, ci sono molte strumentalizzazioni su questo argomento. Come al solito ci troviamo di fronte, ma una facile strumentalizzazione, ci troviamo di fronte alla lotta contro gli immigrati ma mai contro l'immigrazione. Infatti purtroppo mi tocca ricordare la famosa frase di Buzzi quando disse in un'intercettazione: con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga. Allora vengono usate così queste persone, ma purtroppo non c'è bisogno di andare fino a mafia capitale, sono cose che purtroppo io, parlando con cooperative che lavorano nel territorio, ci troviamo di fronte anche nel nostro territorio a situazioni di cooperative che lavorano bene, aiutano queste persone e riescono a fare qualcosa di importante per la società, ma troviamo anche come al solito i furbi che capiscono che ci sono molti soldi che girano dietro a questo. Allora, prima di tutto, oltre ai discorsi fatti prima, che rimangono ovviamente e che vanno affrontati, come dicevo, non
c'è il Movimento 5 Stelle che ha quest'idea, poi c'è un altro che ne ha un'altra, poi c'è un altro che ne ha un'altra. Dobbiamo sederci a un tavolo, toglierci le spillette, i cappelli, le casacche, le casacche e trovare una linea comune di buon senso. Ma poi bisogna anche andare a punire gli italiani, perché di questo si tratta, che vivono e guadagnano e purtroppo lucrano su queste persone. Se già iniziamo a eliminare quella parte con pene severe e un polso fermo, io sono sicuro che già il problema iniziamo ad affrontarlo in una maniera molto diversa. Senta Berti, per quanto riguarda l'accoglienza, insomma l'abbiamo visto, lo leggiamo quotidianamente, c'è questo fronte trasversale, questo muro che quasi tutti i sindaci hanno alzato relativamente all'accoglienza. Ecco, voi ai vostri sindaci che cosa dite? Noi, oltre che ai nostri sindaci, che purtroppo sono ancora 10, ma stiamo lavorando a un'espansione per tutta Italia, noi ovviamente lavoriamo su quella che è lo stesso concetto di prima, ovvero una ridistribuzione all'interno del territorio. Non ci devono essere sovraccarichi per alcune regioni, come non ci devono essere delle regioni completamente scariche, perché pensiamo che debbano esserci delle quote, delle redistribuzioni, ovviamente compensate al territorio, cioè non si può sovraccaricare un territorio come non si può lasciare un territorio completamente sguarnito, perché questo dopo purtroppo, come abbiamo visto, dà addito a meccanismi veramente indecenti come Mafia Capitale. Allora prima di tutto bisogna capire anche all'interno dei comuni, è una ridistribuzione tra le regioni, dove e come andare a portare queste persone, perché poi andare ad aggregarli in grandi masse, questo crea tensioni. Vediamo nei centri di accoglienza, quando si creano dei grossi nuclei di persone, si crea con questa massa critica, lo vediamo anche per chi vive il territorio, gli albergatori di Lampedusa che si trovano in grossissima difficoltà. Dobbiamo riuscire ad andare oltre a questo problema. Elezioni regionali, la versione di Berti. Allora Berti, com'è in giro? Mi dice la cosa più curiosa, la cosa che l'ha lasciata più impressa in questo primo pezzo di campagna elettorale, una domanda curiosa, una richiesta curiosa. Una richiesta curiosa. Anche un insulto curioso, se è capitato. Allora, richieste curiose. Purtroppo tante persone che si rivolgono a me quasi come fossi una banca, purtroppo, e questo, devo dire la verità, ci sono rimasto un po' male. Una banca? No, una banca nel senso, ma cosa puoi fare per me? Puoi darmi un prestito, puoi darmi una mano, potete fare qualcosa? Perché purtroppo sentono uno scollamento tra i cittadini e le istituzioni, le persone, in questo caso anche l'accesso al credito, e noi ovviamente puoi girare col libretto degli assegni? No, io giro sempre con il nostro magari volantino del microcredito e spiego a loro che c'è una possibilità per accedere facilmente a un credito per gli imprenditori, o quantomeno per le partite IVA, per i piccoli e medi imprenditori. E ecco, una cosa che mi ha veramente colpito, che uno dirà, per carità, vivi in quella che è stata chiamata la locomotiva d'Europa, ma poi quando entri in queste aziende leader mondiali, e magari ci sei passato a fianco in macchina tantissime volte e sempre visti come dei grigi capannoni, e poi entri, scopri un mondo, ma dei mondi che scopri che poi tutto il mondo in verità guarda loro, e magari sono in una piccola valle nel Bellunese piuttosto che nel Trevigiano, e dici, io più di una volta mi sono fermato e ho detto, mamma mia, siamo veramente bravi, siamo veramente bravi, e l'idea che in questo momento, questi 15-20 anni di una, io vorrei, adesso stavo per dire di una politica, ma forse di una non politica, perché una politica è dare una direzione, certo. E non c'è stata data una direzione. Il rischio che queste cose vengano perse, prima di tutto, è un danno culturale e sociale, perché siamo veramente un popolo in grado di andare a spiegare a molte persone in giro per il mondo come si fanno le cose, e questo è fondamentale che rimanga, con un rinnovamento anche di persone e col mantenimento di queste eccellenze. È stato uno sviluppo probabilmente fai da te. È un aiuto to cure quello che noi facciamo, non è un sussidio puro, è un sussidio ma in funzione di una formazione lavorativa che ti dà 3 opportunità del lavoro. Nel momento che rinunci a queste 3, mi dispiace, perdi anche questo reddito di cittadinanza. Noi lo facciamo per reinserirti all'interno di un meccanismo virtuoso. Il reddito di cittadinanza però, e mi ricollego a quanto ho detto finora, fa parte di un disegno unico per far ripartire un volano, che noi vediamo come un volano per far ripartire l'intero sistema paese.
Il microcredito fa parte di questo perché permette a chi partite IVA o piccole e medie imprese, parliamo di sotto i 5 dipendenti, quindi parliamo di più del 95% di quelle che sono le imprese in Italia, di avere il respiro, il credito che in questo momento viene a mancare, per riuscire a rientrare nel meccanismo del lavoro. Questi soldi in questo momento noi li otteniamo dal taglio ai nostri stipendi, ma qui in Veneto, e quindi torniamo alle politiche regionali, li otteniamo dal taglio, anzi non dal taglio, dall'abolizione dei vitalizi e di tutti i privilegi. Andiamo a ricavare quei 65 milioni di euro che creeranno un fondo rotativo, quindi saranno 13 milioni di euro ogni anno, che vanno quindi ogni anno a rimpinguare le casse, per dare modo a 2600 nuove imprese di partire. Sono circa un'impresa e mezza al giorno che può iniziare. Quindi questo inoltre andrà ad abbinarsi, e questo lo faremo a livello nazionale, è in cantiere, anche a un microcredito sociale, perché appunto non può essere legato solamente al lavoro. Se noi vogliamo far ripartire la società, perché in questo momento abbiamo un problema di società, dobbiamo rialzarla dal basso. Lo vediamo quando tantissime forze politiche, penso tutte, guardano verso nord, i paesi del nord Europa, guardate che bravi, guardate di qua, guardate di là, però non tirano la società dall'alto, dobbiamo spingerla da sotto. E quindi la tutela dei marchi, sappiamo che Coldiretti sta già lavorando in questa direzione, quindi con quelle che sono le buone pratiche per una buona agricoltura, cosa che noi sottoscriviamo e anzi ci complimentiamo con chi lavora in questa direzione. Sappiamo inoltre il problema delle quote latte, perché non è possibile che un litro di latte non venga venduto almeno a 35 centesimi quando produrlo costa 33-34 centesimi, magari fossero già 50 centesimi al litro, permetterebbero a moltissimi allevatori di riuscire a tornare sotto i 45 l'azienda ci rimette. Ecco, sotto 45, ecco, allora correggo, da 35 a 45, quindi noi lavoriamo per i 50 centesimi, però torno sul discorso delle specificità del tutela, la tutela del Made in Veneto, chiamiamolo, è importantissimo. Io ho affrontato, e torno alla sua domanda di prima, qualcosa di particolare. Io sono andato a conoscere dei produttori agricoli che, faccio l'esempio, per esempio nel Bellunese ho scoperto delle biodiversità a distanza di poche decine di chilometri incredibili che si stanno andando a perdere. Se noi perdiamo questo e si possono coltivare solo in una zona specifica della Val Belluna, queste poi, vogliamo fare anche i pratici, magari un po' gli economici, andandoli a vendere poi nel mercato è un ritorno incredibile. Abbiamo trattenuto le persone a vivere sul territorio, magari li abbiamo aiutati come regione col diritto fondiario, perché sappiamo il problema della frammentazione del diritto fondiario, quindi la regione interviene per dar modo a un ragazzo, magari, quindi gli do il microcredito, lui ha quell'iniezione iniziale di capitale per poter iniziare a fare l'agricoltore. In maniera burocratica la regione interviene e ti aiuta col diritto fondiario, quindi a unire i vari fondi che sono molto spezzettati in questo momento, e con un regolamento sulle biodiversità, le specificità del territorio ferme sulla carta, l'articolo 23 dello Statuto della Regione, va a tutelare anche le biodiversità e magari lavora benissimo anche con le associazioni proprio per una tutela, una spinta del Made in Veneto. Allora secondo me questa è una visione a tutto tondo per riuscire a rilanciare un settore. Può funzionare? Visto che lei è l'esperto. L'importante è che effettivamente si parli di un marchio unico Veneto per tutti quei prodotti che non siano riconosciuti a livello europeo, che non continuiamo ad avere una frammentazione di marchi nel territorio che crea solo esclusivamente confusione. Questa è una cosa. E mi permetto di dire, e anche sovrastrutturazioni, cosa di cui non abbiamo bisogno in questo momento. Abbiamo bisogno di snellirci e di tornare a tirarci sulle maniche e a lavorare un po' di più e a parlare un po' di meno. I tagli dei costi della politica, Berti e Alessandra Moretti avevano cercato un accordo, no? Erano lì per trovarlo, soltanto che poi si sono trovati distanti sul punto, cioè il Movimento 5 Stelle, ma dopo Berti ci spiegherà, ha detto facciamo con un impegno personale, io mi impegno personalmente, così i miei consiglieri, mentre Alessandra Moretti chiedeva una legge che riguardasse tutti. Allora, prima di sentire Berti, andiamo a vedere un attimo il siparietto, che cosa è successo quel giorno. Mamma mia, che male.
Perché non vuoi firmare questo? Perché non vuoi firmare questo? Firmami questo. Firmami questo. Questa è una legge. Io voglio modificare il mondo con le leggi, non con le azioni personali che ho già fatto. È con le leggi. No, voi siete dei pagliacci, non è con le pagliacciate che facciamo che beh, senti, ascoltami Jacopo, fai ridere, fate ridere. Allora, questo è il documento. Io voglio, l'ho già fatto, io mi sono già rinunciata, io ho già tagliato tutto delle mie indennità. Da gennaio del 2016 io ho lasciato un posto sicuro per candidarmi. Allora, bravo. Propongo il taglio. Certo. Propongo delle cose Eccolo concrete, qua, 5.000 euro lordi. E io ne propongo di più. Allora rilanciamo chi rilancia di più. Rilanciamo chi fa di più. Allora, io voglio tagliare. Questo è per il bene dei cittadini. Eccolo qua, firmami questo documento. Va bene, Bene. Anche gli insulti, cioè sono venuto a prendermi anche gli insulti. No, nessuno ti insulta. Sei tu che continui a darmi della politicante e della burocrate, sono i tuoi gli insulti. Io sono una persona che si è messa a disposizione della mia regione e che con una legge regionale voglio cambiare le regole del gioco per tutti, non soltanto con gesti personali che lasciano il tempo che trovano. Tutti noi abbiamo firmato Allora, tutti i candidati, sono una candidata, ho già firmato da prima. Io ho già distribuito, noi distribuiremo già a tutti i giornalisti questo impegno. Allora, a differenza di Berti io ho già firmato, Bene, arrivederci. Arrivederci. Mi vengo anche sbattuto fuori. Io ho già firmato. No, puoi stare qui quanto vuoi. No, guarda Jacopo, brioche e caffè. Vieni. Se questa è l'accoglienza, no, grazie. Come, guarda che bella accoglienza. Guarda Jacopo, vieni qua. Vieni qua, prendiamoci il caffè con le brioche. Io ho aspettato di là volentieri dove avevo dato per primo l'appuntamento, si può andare facilmente alla mia pagina Facebook, per primo avevo richiesto appunto con l'hashtag Moretti firma qui di rifirmare questo documento qua. Mi è stato detto volentieri, io lo firmo volentieri quel documento, purtroppo oggi non vi è... Ti do il mio documento, se non lo vuoi ti assumi la responsabilità. Prendi il documento, non lo prendi, allora rifiuta il documento che io ho firmato. Forza. In ragione, va bene. Grazie, questo l'ho firmato io, mi aspetto che tu lo firmi. Vabbè, Dio mio. Allora, questo era quanto accaduto la scorsa settimana. Adesso sentiremo la versione di Berti, lunedì sentiremo la versione di Alessandra Moretti. Berti, poi il brioche e caffè non l'ha preso? Io ho trovato desolante questo atteggiamento da parte dell'onorevole Moretti, desolante nei confronti dei cittadini, perché io sono arrivato là, ho sentito parlare di sfida, regole del duello, questa è una lotta politica tra me e te. Ma allora a me dispiace, abbiamo completamente perso il focus, l'obiettivo di quello che stiamo facendo. Ma non esiste nessun duello qua, questo è un impegno con i cittadini, non è un duello, ma di cosa stiamo parlando? Ed è questo che a me veramente dispiace e mi ha fatto dispiacere. Stiamo parlando di un impegno verso le persone di rinunciare ai vitalizi, di rinunciare a ogni forma di privilegio, a rinunciare all'assegno di fine mandato, a restituire questi soldi a un fondo per le imprese, per gli imprenditori e per il sociale. Ed è un impegno concreto, una cosa che noi stiamo già facendo senza bisogno delle leggi. Non nascondiamoci sempre dietro la burocrazia, le carte, le leggi, quando saremo dentro voteranno, che sfortuna non è passato il voto. No, le cose si fanno le cose, non ci si nasconde sempre dietro il farò, il faremo, questa è la mia diapositiva, sono solo chiacchiere e diapositive e questa ne è la prova, perché io sono uscito da lì amareggiato e dispiaciuto, perché ho fatto di tutto per riuscire a far firmare quella carta, perché non era nell'interesse del 5 Stelle, era nell'interesse di tutti i veneti, riuscire a dare un segnale forte. La gente che vede accade, cioè, alla fine è una questione di un cavillo, cioè la Moretti voleva una legge e lei vabbè, ma io ho detto che, e qua lo dico, che se poi quando saremo dentro si tratterà di parlare di una legge, ma ben venga, ma volentieri, non c'è nessun problema, anzi discutiamone assieme per il bene dei veneti, ma prima di parlare delle leggi iniziamo a fare le cose concrete,
poi parleremo, chiacchiereremo, ci metteremo a 1000 tavoli, faremo 1000 riunioni come piace a loro, di questi burocrati, va benissimo, però io cerco di essere pratico, metto una firma, mi taglio lo stipendio, rinuncio ai privilegi, ritorno questi soldi che sono in più, perché parliamo di stipendi da 8.000 euro netti e vitalizi da 4.000 euro netti al mese, prendo questi soldi e li do a chi ne ha veramente bisogno. Mi sembra una cosa talmente facile da fare, però capisco che quando gli tocchi i soldi, gli tocchi il malloppo, questi perdono la testa. Però era disposta comunque a firmare una legge, no? Una proposta. Avevo capito. Però dice, l'impegno personale è un'altra cosa. Vabbè, però, ripeto, io l'ho invitata una seconda volta, l'ho invitata a fare la colazione, ho detto che volentieri e non voleva un bar, allora eravamo in un bel albergo, l'avevo invitata, non andava bene, sono andato io nella sede del PD. Più di così cosa devo fare per riuscire a fare del bene alle persone? Righetti e Cerantola. Federico, che era lì con me, si è sentito dare del pagliaccio, stai zitto, fai ridere, state zitti, fate ridere. Quella persona ha restituito 81.000 euro, che erano soldi suoi che poteva tenersi, e si è preso del pagliaccio, fai ridere. Allora, se ci sono 150 pagliacci a Roma che hanno restituito 11 milioni di euro, allora io sono fiero di essere un pagliaccio. Allora, rieccoci con Jacopo Berti. Allora, le faccio vedere 3 fotografie, no? 3 fotografie e abbina un aggettivo, una frase, insomma, ogni fotografia. Cominciamo con la foto numero 1. Alessandra Moretti. Burocrate. Basta, la liquidiamo così. Purtroppo, anzi, chiacchiere e diapositive, direi. Si è rivelata essere solo chiacchiere e diapositive. Foto numero 2. Mamma mia, devo stare attento perché corro un sottile. Io dico che dopo che la commissione antimafia è andata a Verona, ho sentito dire dal presidente della commissione antimafia che qualsiasi altro comune d'Italia sarebbe stato sciolto per infiltrazioni mafiose, mi è venuto un gran brivido giù per la schiena. Aspettiamo che vadano avanti. Ma Tosi è riconosciuto, è un buon sindaco, insomma, la sua città. Sì, lo so, però a me queste cose, pensare che ci possa essere veramente in un comune come Verona l''ndrangheta in Veneto e che sia stata e che sia infiltrata all'interno del comune e dell'apparato del comune, mi fa veramente paura, e lo dico seriamente. Vediamo la foto numero 3, che ovviamente arriva sempre alla fine perché andiamo in ordine alfabetico, quindi Luca Zaia. L'ho definito Alice nel Paese delle Meraviglie, ci racconta di un paese che è fantastico, dove va tutto bene, ci sono i fiorellini e le farfalline dappertutto, e io vorrei trovare un veneto che mi dice che sta meglio oggi, nel 2015, rispetto al 2010. Ma questo è oggettivo, parlo con le imprese, come parliamo tutti quanti noi, abbiamo rappresentanti qua delle categorie, e quindi probabilmente viviamo una realtà diversa, però una persona che oggettivamente, stando probabilmente nel Paese delle Meraviglie, non ha saputo nemmeno accorgersi di cosa avveniva a casa sua e in regione. Allora, Righetti e Cerantola, è l'ultimo blocco, qualche curiosità, qualche domanda, magari anche insidiosa nei confronti del Movimento 5 Stelle? La domanda è, verso chi si candida a governare la regione, è quali sono le priorità e gli investimenti principali per il rilancio del lavoro e delle attività produttive, da una parte, dall'altra quali sono gli interventi principali sul terreno della legalità. Benissimo. Perché sono le due questioni che a noi sembrano centrali per un rilancio non solo economico ma anche civile e democratico della regione. Mi permetto di fare un passaggio successivo e di unire, se posso, le due cose, perché sono strettamente correlate. Appena entreremo in regione porteremo il pacchetto anticorruzione che è già stato depositato ed è poi dal nostro Senato ed è stato il procuratore nazionale antimafia, il miglior strumento di contrasto alla corruzione e alle mafie. Questo viene adattato e viene portato all'interno della regione Veneto per riuscire a gestire in maniera trasparente gli appalti e quindi tutte quelle che sono anche il sottobosco di
dirigenti e tutte le partecipate che abbiamo, che portano una pedemontana veneta a iniziare a costare da 1,8 miliardi, adesso è passato a 2,3 miliardi, si parla di 2,8 miliardi, parliamo di mezzo miliardo alla volta come se fossero dei biscotti. Allora, parliamo di un reato che leggevo oggi sul giornale del 293% è aumentato nell'ultimo anno. Allora dobbiamo andare a contrastarlo fortemente là. Questa è la misura, perché lo dicono i tecnici, che è la misura migliore, quella che stiamo portando avanti noi per andare a contrastarlo. Perché dico che unisco le due cose? Perché il paese più corrotto d'Europa, secondo la classifica di Transparency, che è l'Italia, è anche il paese col più alto tasso di disoccupazione giovanile. Dalla parte opposta della classifica c'è la Danimarca, che è l'ultima, è il paese meno corrotto d'Europa ed è il paese con la disoccupazione giovanile più bassa. Quindi per andare a intervenire fortemente nel lavoro e creare un ambiente fertile per far ripartire la macchina lavorativa, dobbiamo andare a contrastare in maniera fortissima e decisa proprio la corruzione e tutto ciò che ne gira attorno. Noi abbiamo questo strumento che, ripetiamo, è stato definito dai tecnici il migliore in assoluto, tutto è perfettibile, saremo ben felici di portarlo all'interno della Regione Veneto e se c'è da migliorarlo assieme con gli altri lo faremo molto volentieri, ma in maniera ferma e decisa andremo ad attaccare il problema numero uno. Il Presidente della Corte d'Appello di Venezia ha detto quello è il problema numero uno come reati per far ripartire il Veneto. Cerantola. Il settore agricolo rappresenta o muove un'economia di circa 5 miliardi di euro in tutto il Veneto. Quanti addetti? Abbiamo 80.000 aziende, Coldiretti rappresenta il 64%, abbiamo un tesoro come 2.000 giovani imprenditori e attualmente la Regione destina al settore agricolo il 0,5-0,6% del bilancio della Regione Veneto, tra l'altro assorbiti la stragrande maggioranza da due enti che sono atti a fare burocrazia o atti, vedi Veneto Agricoltura ed Avepa. Cosa il Movimento 5 Stelle ha in mente di fare effettivamente, ritornando al discorso di prima, se effettivamente crediamo nel settore agricolo? E se mi può permettere un'altra, prima abbiamo parlato di tema di infrastrutture, problemi, cioè il principale è quello. Noi come mondo agricolo dobbiamo sempre indistintamente mettere a disposizione del terreno per le infrastrutture che a detto di tutti sono necessarie e indispensabili. Vogliamo effettivamente velocizzare la remunerazione del quanto aspetta a chi ci mette il terreno o vogliamo sempre continuare come stiamo facendo adesso, chiedere solamente sacrifici e che le imprese ci mettono di suo e dopo sono costrette a chiudere perché effettivamente non vengono. Allora, che risposta possiamo dare a Coldiretti? Noi siamo per il consumo zero di suolo, lo facciamo in tutti i comuni dove siamo al governo e ovviamente lo vogliamo fare in Veneto. Non deve più essere consumato territorio, perché se andiamo con un'opera come il TAV, che vuole il PD al governo e di cui non ho mai sentito parlare in maniera contraria da nessuno in questa regione, va a distruggere e devastare il territorio, andando per esempio a bruciare, cioè a portare via 300 ettari di Lugana, un'eccellenza veneta, le famose eccellenze venete di cui parlavamo Lugana, prima. non mi parli del Lugana che se noi perdiamo questo, stravedo per il Lugana. Se noi perdiamo questo in virtù di una linea ferroviaria che dovrebbe andare a farci mettere 5 minuti in meno per 54 km da Verona e Vicenza e andare a costare 5 miliardi di euro, allora noi ci stiamo muovendo nella direzione diametralmente opposta alla visione del 5 Stelle, perché io sono andato per esempio a combattere, ed è notizia pochi giorni fa, proprio per il PAT di Martellago, dove pur di costruire vengono fatti passare come terreni agricoli anche i binari del treno e la stazione ferroviaria, pur di riuscire a mangiare nuovo terreno.
ci stanno provando in tutti i modi. Perché noi non è che lo facciamo per il gusto solo di mantenere il territorio, ma perché il territorio è la più grande ricchezza che abbiamo. Lo dicono i tecnici, dicono che 1 miliardo investito in una grande opera porta circa 500 posti di lavoro. Quando invece noi andiamo a investirli per esempio nel dissesto idrogeologico, quindi nel mantenimento del territorio, arriviamo a 8.000 persone impiegate. Oggi l'Enel, quindi non certo il Gazzettino dei 5 Stelle, ma l'Enel dice che investendo nella ristrutturazione energetica possiamo arrivare a 40.000 nuovi posti di lavoro. Allora, al di là che una delle nostre 5 Stelle è proprio l'ambiente, è fondamentale capire che la direzione in cui dobbiamo andare a muoverci non è quella di metterci 5 minuti in meno, ma è quella di preservare le eccellenze, il territorio e che le persone continuino a viverlo, perché vivere il territorio poi vuol dire farlo vivere anche da chi viene per esempio da fuori regione o anche da fuori Italia. Vedo realtà agricole che stanno scoprendo anche il turismo, quindi riescono ad abbinare la produzione agricola a un flusso importante di turismo, e allora dobbiamo dargli le infrastrutture capillari sul territorio, in modo che un turista che per esempio arriva facilmente, ma poi altrettanto facilmente riesca ad arrivare nella zona, per esempio dico del Polesine, del delta del Po, ma anche verso nord, verso Belluno, in 1 ora, 1 ora e mezza, non in 3 ore e un quarto, o addirittura non possa arrivare nelle zone allora, sud. ancora soltanto 2 minuti, mi dite, e poi le repliche ovviamente di Betti, che cosa non vi piace del 5 Stelle? Posso concludere invece con un'altra domanda? No, prego, allora. Cosa pensa il candidato Berti del rapporto con la rappresentanza sociale, in questo caso con le associazioni datoriali, con le organizzazioni sindacali? Cioè, sei convinto che la rappresentanza sociale rappresenti una casta come la politica, o pensi che sia importante invece un dialogo, un confronto che è utile se è preventivo rispetto alle dinamiche produttive, economiche e sociali nel Veneto? Sentiamo Cerantola, allora, o cosa non le piace, oppure se ha un'altra domanda la faccia pure. Visto che è molto legato all'ambiente, l'ambientalismo e alla difesa, a me questo fa un po' paura, perché purtroppo stiamo vivendo in questo momento i problemi della fauna selvatica, degli orsi, dei lupi, problemi indescrivibili per la distruzione delle aziende e della montagna stessa. Vorrei capire effettivamente che su questo come voi mi muovete. 1 minuto e poi devo chiudere. Quindi, allora, sintesi. Vado al contrario. Allora, ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio perché vediamo per esempio nel Bellunese dove il bosco entra in casa in alcuni comuni, questo non vuol dire non tagliamo mai più un albero, ma bisogna creare il giusto equilibrio, e la stessa cosa per la fauna. Nel momento che l'uomo ha tolto i predatori per esempio e ci riempiamo in certe situazioni, penso al Cansiglio, ci siamo riempiti di cervi, bisogna tornare a creare quelli che sono i giusti equilibri, non bisogna essere sbilanciati né dalla parte dell'ambientalismo né dall'altra parte. E mi ricordi al volo il rapporto con la rappresentanza sociale? Lo dico subito, fondamentale, la cittadinanza attiva che poi si riversi in Movimento 5 Stelle come cittadini attivi nelle istituzioni o all'interno dei sindacati o all'interno dei comitati, è quello che permette alle persone di cambiare le cose, e quindi io ripeto, è fondamentale che ci sia un rapporto costante e continuo, perché nessuno di noi ha la verità in tasca, ma solo chi vive veramente i problemi sa dare le soluzioni opportune.